Treviso che può ripartire sempre abbastanza alta, la difesa della Givova, l'uscita con cambio difensivo, Logan rimane centrale, Banks prova da 3 punti, Adrian Banks, solito gesto, all'arco dei 6,75 Logan, ancora 8 secondi per andare a canestro, Logan l'arresto nel cuore dell'area, lo scarico per il tiro di Julian Stone, azione costruita dagli uomini più esperti della Givova, Hiro Egbu che tiene faccia a faccia Logan, ancora il play, riesce a servire Pinkins in forma incredibile la Givova, palla che cade nelle mani del numero 6 Alessandro Zanelli, lui che è di casa, giocatore nato a Motta di Livenza, ancora fuori Sorokas, finta il passaggio, poi prova da 3 punti, rimane male Zanelli e 38 secondi, si scaldano le mani dei cecchini di una e dell'altra squadra, Logan ci prova da 7 metri, tutti in piedi per il futuro quarantenne David Logan da una stagione con Sassari, eccola, un lungo, sono in 2 a bloccare per Zanelli, uscita di Lembi, pallone dentro per Sokolowski che usa bene il piede perno sul suono della sirena, realizza il -4 per la Nutri Bullet. Sale Butiankovs con blocco a liberare la giocata, Lemb finta il tiro in penetrazione, alza la parabola, cerca la tabella e sono i primi 2 punti di questa terza frazione. La scelta di approdare nel campionato italiano, l'errore al tiro e dall'altra parte non perdona il professore David Logan che sceglie la linea di fondo, per lui rivediamo a vuoto l'anticipo di Sokolowski che poi tocca la mano sinistra quel tanto che basta per farsi fischiare il fallo, la rapidità di Logan che in reverse va a realizzare di coach Caia, il blocco alto di Thompson nel raddoppio su Stone, è libero Thompson, arriva il passaggio per la schiacciata del numero 3, forse qualche secondo. Brescia contro Iliet Kabelis in trasferta, ore 18. Imbro è proprio Lemba a giocarsi l'1 contro 1, contiene Sorokas, 5 secondi per andare a canestro, Stone contro Zanelli, punta l'avversario, il blocco di Thompson, il no look, ancora uno schiaccione, una mano da parte di Thompson. Doron Lemb, altro giocatore, il pallone nelle mani di Stone, passaggio baseball per De Laurentiis che si gira, tira sul suono della sirena. Un secondo, Banks dalla propria metà campo finisce il match con la vittoria per 89-72.